Grazie prima di tutto a tutti di essere qui, grazie a chi ha partecipato alla stesura di questo ricorso sulle banche e per la tutela dei risparmiatori, e grazie a chi ci sostiene sempre in queste iniziative, che non è mai scontato avere il sostegno di tante persone, soprattutto su un tema così importante che richiede anche solidarietà, perché ci sono i truffati, ci sono anche tante altre persone che magari non sono state truffate, ma siamo tutti dalla parte di chi dal sistema bancario è stato frodato, è stato fregato, come diceva Gianluigi prima, e che merita non solo giustizia, merita il risarcimento di quello che gli è stato tolto, ma soprattutto merita dalla politica un impianto normativo che faccia in modo che quello che è avvenuto a voi non avvenga a nessun altro in Italia. E voglio dirvi una cosa, io sono estremamente contento del fatto che Gianluigi Paragone stasera non solo ci venga a chiedere istituite una commissione d'inchiesta sulle banche permanente, ma che ti candidi anche a farne parte, perché io non solo, Gianluigi, credo che si debba istituire una commissione d'inchiesta sulle banche permanente che controlli l'operato delle banche in Italia per evitare che vengano truffati altri italiani, ma sono estremamente contento del fatto che tu, da candidato al Senato della Repubblica, potrai entrare in questa commissione e far capire alle banche che l'Italia tutela il risparmio, non i banchieri e non la governance di Banca d'Italia. Quindi benvenuto a bordo e ci onori con la tua conoscenza, con la tua presenza qui e soprattutto con la tua esperienza in questo settore, che non hai mai avuto, non hai mai mancato di far conoscere col coraggio che hai avuto da giornalista, soprattutto negli ultimi anni. Detto questo, abbiamo ascoltato i tecnici che sono intervenuti, che si sono occupati dei ricorsi, abbiamo ascoltato Gianluigi che ci ha raccontato quello che succede nelle banche e da dove nasce questa crisi. Qual è il dovere mio e del Movimento 5 Stelle? Fare in modo, come vi dicevo prima, che tutto questo non avvenga mai più, e per farlo abbiamo bisogno di mettere in piedi una serie di provvedimenti, molti a costo zero per i cittadini ma non per i colpevoli. Molti provvedimenti, alcuni provvedimenti richiedono interventi semplici. Per esempio, io non voglio più che il governatore della Banca d'Italia dipenda dal governo, perché se è il governo a fare in modo che quel signore va lì, quel signore sarà riconoscente ad un solo partito, quello che governa. E non è un caso che poi, quando scoppiano gli scandali, non solo quella persona non viene rimossa, ma viene addirittura rinnovata, come è successo per Visco. L'ultima volta che ci siamo visti, con Davide, con tutti gli altri, abbiamo parlato a Treviso a tanti risparmiatori, non era ancora scoppiato lo scandalo Boschi in commissione d'inchiesta, cioè lo scandalo Boschi è una vecchia storia, però voglio dire, quello che è successo nelle ultime settimane è una cosa importante, non per la Boschi in sé, guardate, quella è la punta di un iceberg, sì. Perché la cosa che mi ha stupito è che quel giorno in cui nella commissione d'inchiesta vengono fuori tutte le responsabilità di un ministro che non si doveva occupare di banche, che non c'entrava niente con l'economia e finanze, era uno dei ministri più potenti di quel governo, viene fuori che è andata da Consob, è andata da una banca privata, da un'altra banca privata a chiedere di salvare la banca in cui suo padre era amministratore. Non è tanto quell'atto, perché noi ormai avevamo capito da anni che la famiglia Boschi aveva in qualche modo influenzato l'operato del governo per riuscire a salvare una banca che non era anche di modeste dimensioni, possiamo dirci. Lì il tema vero è che nessuno, né delle altre opposizioni, né della maggioranza, né delle opposizioni interne, ha chiesto le dimissioni di Marielena Boschi da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che guardate ancora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, perché sono state sciolte le Camere, ma in questi 3 mesi storicamente i governi hanno sempre fatto le peggiori cose, proprio perché le Camere erano sciolte, loro agivano per gli affari correnti, ma oltre agli affari correnti hanno fatto tante cose straordinarie fuori dall'ordinaria amministrazione. Quella persona sta ancora lì,
non ha chiesto le dimissioni il presidente della commissione d'inchiesta, voi direte vabbè, Pier Ferdinando Casini, ed è chiaro. Non ha chiesto le dimissioni il vicepresidente della commissione d'inchiesta, che è Renato Brunetta. Non ha chiesto le dimissioni il partito di centrodestra, che è Berlusconi, che tra l'altro è alleato con la Lega Nord di Matteo Salvini, e non ha chiesto le dimissioni la minoranza interna al Partito Democratico. Perché? Perché la Seconda Repubblica è finita con lo scandalo banche e spero voi la facciate finire con la riduzione ai minimi termini dei partiti che in questi anni in un modo o in un altro hanno contribuito a rafforzare questo sistema perverso delle banche, un sistema perverso che vi ha ridotto in queste condizioni. Io ci credo molto. Qual è il nostro dovere, come vi ho detto, è mettere insieme una serie di esperienze che sono il vostro patrimonio di conoscenze e tradurle in norme. Perciò il governatore della Banca d'Italia, se deve essere ancora individuato dalle istituzioni della Repubblica, va eletto con ampie maggioranze di 2/3 dal Parlamento, non può essere più appannaggio del partito di governo, deve essere una persona che deve sapere che è il risultato di un'ampia consultazione istituzionale. Iniziamo da qui, tra i migliori, non tra i fedeli, tra i migliori, non tra i più fedeli. Dobbiamo cominciare a pensare che non basta più Banca d'Italia per controllare le banche. Aumentiamo gli enti di controllo, Guardia di Finanza, magistratura specializzata nei reati finanziari, che deve avere delle determinate competenze nei reati finanziari. Deve essere anche un organo di controllo, deve contribuire al controllo degli istituti di credito e allo stesso tempo però inaspriamo le pene per i reati finanziari, perché questo è un paese in cui i colletti bianchi in galera non ci vanno mai, ce n'è un centinaio in tutto, nonostante tutto quello che hanno fatto. È un paese in cui dobbiamo fare in modo che io, quando cittadino veneto o campano, siciliano, lombardo, porto i soldi in banca, voglio sapere se quella banca sta andando a speculare in borsa o sta dando i soldi al territorio. Dobbiamo fare quello che si chiama Glass-Steagall Act, divisione tra banche di investimento e banche di speculazione, e io voglio andare a mettere i soldi in una banca che presta soldi alle imprese, alle famiglie che vogliono avere un mutuo, ai commercianti che devono avere un fido, è a loro che io voglio mettere e in quegli istituti di credito che io voglio mettere i miei risparmi. Poi ci sarà qualcun altro che li vuole mettere in quelli che speculano in borsa, affari suoi, ma questa divisione deve avvenire ed è già avvenuta più volte in altri paesi come l'Inghilterra, che ha avviato il Glass-Steagall Act, come è stato fatto negli Stati Uniti in passato e poi è stato negato, e infatti ci siamo ritrovati nella crisi di cui parlava Gianluigi, che come diceva oggi è una crisi del debito privato, non del debito pubblico, è una crisi di istituti di credito che facevano speculazione, gli si certificava le loro sofferenze con delle agenzie che non erano veritiere nelle loro certificazioni. Questo è stato il meccanismo che abbiamo conosciuto 10 anni fa e hanno provocato una delle crisi peggiori della storia. E un'altra cosa voglio dire: io sono uno di quelli che pensa che se si salva una banca perché ci sono i vostri soldi dentro, con i soldi degli italiani, quella banca deve diventare degli italiani, non la lasciamo al management che ce l'ha ridotta in quelle condizioni. Questo significa una cosa molto semplice, che quando si prendono i soldi delle tasse degli italiani e acquisiamo una banca e quella banca diventa degli italiani, creiamo una banca pubblica. Ma quando si crea una banca pubblica, la differenza tra la banca pubblica e la banca privata è che mentre la banca privata ha i suoi concetti di business e chiude i rubinetti ad una serie di categorie, la banca pubblica deve fare esattamente l'opposto, deve dedicarsi come mission a raggiungere quella parte di microimprese, liberi professionisti, famiglie che sono tagliate fuori dal credito. Andate a vedere in Francia. Esiste la BP France, che serve all'internazionalizzazione di imprese e alla ristrutturazione delle imprese. Andate per strada in Francia e trovate lo sportello della banca privata e lo sportello della banca pubblica. Se entrate nello sportello, se entrate nella filiale della banca pubblica, trovate una banca che è disposta ad entrare in società con voi se avete una società in sofferenza, ristruttura il business plan, te li mette a posto mettendoci capitali e poi se ne va. Voi direte: ma che ci ha guadagnato? Ha assolto alla sua missione pubblica, che è quella di aiutare il tessuto produttivo. Allora io voglio
aiutare le banche private se ci sono i vostri soldi, ma quelle banche diventano pubbliche, ma se ho una banca pubblica cambia le sue politiche e aiuta la parte più debole del tessuto economico che è tagliata fuori dalle banche private. Questa è una cosa che possiamo fare in questo paese a costo zero, vi dico perché quando è nata la BP France, Hollande, allora, che di certo non è un mio leader di riferimento, fece una cosa molto semplice: prese tutti quegli enti che prestavano a pioggia da parte dello Stato alle imprese, tutti quegli enti che facevano credito senza una strategia, li mise insieme, rilasciate le interviste. L'IRAP sulle microimprese, che è una tassa incostituzionale, si può abolire eliminando il finanziamento a pioggia alle microimprese. Tanti i finanziamenti a pioggia vanno sempre agli stessi. Invece voglio mettere in condizioni i microimprenditori di non avere una tassa e se la giocano sul mercato a chi è il migliore, non attaccandosi ai soldi dello Stato e poi vanno sempre agli amici degli amici, come abbiamo visto in questi anni. Voglio dirvi un'ultima cosa, che è la ragione per cui con David io ho sempre portato avanti questa battaglia, con l'avvocato Filograno, con tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto questo ricorso, i consiglieri regionali del Veneto, tra cui Jacopo Berti, che si sono tagliati lo stipendio per finanziare il ricorso, che è a costo zero, anche perché le spese le stiamo finanziando così. Per carità, noi abbiamo firmato un atto di impegno per cui ci dovevamo tagliare lo stipendio, quindi non è nessuno strumento di carità, solo che quando ci tagliamo gli stipendi all'inizio del nostro mandato diciamo: dove mettiamo i soldi dell'impegno che abbiamo preso con i cittadini? E qui in Veneto Jacopo e gli altri consiglieri regionali hanno scelto di finanziare questo ricorso, un ricorso che secondo me farà la storia davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché è esattamente quello che noi vogliamo raggiungere come obiettivo: tutelarvi. Se la Corte Europea ci dice no, guardate che non possiamo ammettere il ricorso perché in Italia avete gli strumenti per adire a Banca d'Italia e per adire alla giustizia e quindi mettere in mora Banca d'Italia, bene, allora abbiamo lo strumento in Italia. Se non abbiamo lo strumento in Italia, quindi ci devono ammettere il ricorso in Europa e faremo valere lì i vostri diritti. In un modo o in un altro avremo un nuovo varco che si apre, che oggi ci dicono non esiste in Italia, e quindi per questo andiamo lì a far valere i vostri diritti. Bene, il motivo per cui ho sempre sostenuto questa battaglia è perché noi pensiamo che coloro che sono stati truffati debbano essere risarciti, ma come diceva David, non dobbiamo scatenare la guerra tra poveri, cioè non dobbiamo prendere i soldi dalle tasse di alcuni italiani per risarcire altri italiani. Come diceva Gianluigi, questi soldi li deve pagare la finanza, e per farli pagare alla finanza noi, per esempio, diciamo una cosa molto semplice: se Banca d'Italia, che oggi è partecipata dalle banche che deve controllare, stacca dividendi, allora noi da quei dividendi iniziamo per risarcire i risparmiatori truffati, ce li andiamo a prendere da quell'ente che doveva controllare e non ha controllato bene, che ha visto rinnovato il suo governatore che invece doveva andare a casa, e che ha dentro in pancia i grandi colossi bancari che hanno partecipato al mancato controllo col conflitto di interessi che è Banca d'Italia stessa. Possiamo farlo, l'unica questione è la volontà. Io voglio dedicare un ultimo minuto a questo argomento e poi concludo. Qui non è una questione di competenze. Per me essere competenti in politica significa conoscere quell'argomento di cui ti occupi, ma avere la sensibilità, quando ti occupi di quell'argomento, di preoccuparti di che fine facciano le persone, gli esseri umani, quando stai approvando una legge, stai scrivendo una riga di legge. Ricordiamoci che il decreto sulle banche, sulle 4 banche, tra cui Banca Etruria, è un decreto che sostanzialmente ha... Cambio microfono, si stava scaricando. Ricordiamoci che quel decreto sulle 4 banche, tra cui Banca Etruria, fu votato in 25 minuti di Consiglio di Ministri una domenica sera. Sì. Questo accadde. Ci siamo resi conto di quello che era accaduto qualche settimana dopo, ma quel decreto fu votato in 25 minuti in Consiglio dei Ministri. Nessuno si preoccupò in quei 25 minuti di che fine facessero le migliaia di risparmiatori mentre stavano mettendo in liquidazione quella banca. Per me essere competenti non significa saper scrivere bene quel decreto, là sono tutti bravi. Essere competenti non significa dire dobbiamo metterle in liquidazione perché queste banche adesso non vanno bene. Essere competenti significa che quel Consiglio dei Ministri qualcuno lo doveva fermare e doveva dire
aspettate un attimo, abbiamo centinaia di migliaia di italiani che liquidano e a cui distruggiamo tutti i loro risparmi. Prima di fare il decreto creiamo il fondo che possa aiutare quelle persone a riavere i soldi indietro e poi ci muoviamo con la messa in liquidazione delle banche. Ed è inutile che ci dicano era una cosa urgente, quelle banche erano in quelle condizioni da anni e lo sapevano tutti a Banca d'Italia e a Consob, e ci dicono poi no, quella sera abbiamo dovuto agire in emergenza. E se non lo sapevano, lo potevano sapere, perché uno degli amministratori era il padre di uno dei ministri che votò quel decreto, e quindi lo potevano sapere ancora meglio quella sera che stavano votando il decreto. Per concludere, il tema non è di competenze, anche perché io di politici incompetenti non ne ho trovati in Parlamento. Anche Razzi, quando difende il suo vitalizio, è ipercompetente, sa tutte le regole per salvarlo, perché si è documentato. Qui il tema è la libertà, è la possibilità di agire liberamente e fare la cosa giusta. In altri momenti del nostro paese le forze politiche libere di agire erano ridotte al 5, al 6, al 7%. Io sono onorato e fortunato nel rappresentare una forza politica che oggi è la prima forza politica del paese, ha oltre il 30% e non prende soldi in campagna elettorale dalle banche. Non è finanziato dalle banche, non è finanziato dalle lobby che gestiscono le banche e non prende neanche finanziamenti pubblici. Io sono arrivato a 300.000 euro di donazioni per la mia e nostra campagna, con donazioni in media di 20 euro di piccoli risparmiatori che hanno messo una parte dei loro soldi, piccola, perché credono in questo progetto. Finché questo metodo di finanziamento del nostro movimento continuerà, noi saremo liberi di poter fare la scelta giusta e saremo anche liberi di sbagliare, ma quando sbaglieremo vi chiederemo scusa e avremo sbagliato in buona fede. Saremo persone che avranno fatto i loro errori come tutti gli altri, ma sicuramente non lo avremo fatto perché eravamo in cattiva fede per difendere questo o quell'interesse. È arrivato il momento, credo, di cominciare a governare per la maggioranza degli italiani. Questo è un paese che con i vari salvabanche e con i vari soldi dati alle solite lobby ha fatto in modo che l'1% degli italiani oggi possegga il 25% della ricchezza nazionale. Quell'1% non sono i ricchi, non c'è niente di male ad essere ricco, lì stiamo parlando di un'elite privilegiata che ha avuto leggi a favore ad personam, ad aziendam per anni, da destra e da sinistra. Oggi è il momento di cominciare a governare per l'altro 99% degli italiani, in cui ci siete voi e ce ne sono tanti.